A questo punto ci sorge un dubbio, una perplessità. Quante volte durante il coffee show Latte Art stiamo sentendo parlare dell'importanza della pulitura di una macchina da caffè? In ognuno dei suoi ingranaggi ci vuole un prodotto specifico. Ecco perché voi, che da anni seguite il coffee show Latte Art e non soltanto, altre manifestazioni certamente sempre nell'ambito settoriale, voi siete quelli di Pulicaf e questa attenzione è chiaro, ce l'avete a 360 gradi. Certo, noi del team Pulicaf siamo attivi in Italia e nel mondo dal 1961 e come abbiamo detto facciamo prodotti per detergenza e macchina da caffè, che è un passaggio fondamentale, molto importante per ottenere un caffè di qualità. I nostri prodotti principali sono il Pulicaf, Puligrind e il Pulimilk, tutti i prodotti adibiti appunto alla pulizia di ogni parte della macchina. Perché non è che con un detergente, seppur professionale, tu possa fare tutto. Esattamente, la macchina è formata da varie parti, tutte molto importanti, e quindi per ogni parte c'è un prodotto particolare per pulire appieno e per far avere un caffè di qualità, un caffè sempre migliore. C'è forse un aspetto che i baristi, per così dire, reticenti, e non sto utilizzando un altro termine, c'è un aspetto che probabilmente non hanno ancora ben compreso, non almeno quelli che non si uniformano a quello che ormai deve essere uno standard qualitativo europeo e mondiale, e cioè una macchina ben tenuta, ben pulita, dura di più. Certo, ci dà un caffè di qualità, dura sicuramente di più. Questo purtroppo in Italia non è una cultura, questa della pulizia, che non è ancora ben fondata. Infatti noi commercializziamo molto con l'estero, perché la cultura della pulizia della macchina all'estero c'è sempre stata e c'è molto di più che qui in Italia. Infatti noi stiamo lavorando proprio anche con Coffee Show Latte Art e molti altri eventi in Italia per portare a pieno questa cultura. Una cultura che tra l'altro si sposa con la nostra di cultura, perché dire caffè e dire Italia e dire ad esempio, non so, Napoli sarebbe scontato, e altrettanto bisogna che diventi il termine caffè, pulizia, qualità. Esattamente, dire caffè, dire espresso, soprattutto in Italia come cappuccino, proprio bevande che provengono dall'Italia devono avere, bisogna per forza avere questa cultura di pulizia per la macchina e per gustare un ottimo caffè.